Gli scavi archeologici sono stati condotti tra giugno 2024 e gennaio 2025 nell'area della realizzazione del nuovo edificio per la radioterapia di Castelfranco e hanno consentito l'individuazione di uno straordinario contesto archeologico grazie al ritrovamento di resti di un villaggio databile tra la fine del IV e il VII secolo d.C. Alla luce è stato portato uno straordinario contesto archeologico. Inaspettatamente ci ha consentito di aprire una finestra, diciamo, su un periodo poco noto della storia della città e del suo territorio, ovvero una finestra sul quello che viene definito l'Alto Medioevo, cioè un periodo che va grosso modo dalla fine appunto dell'Impero Romano di Occidente, con la classica data del 476 d.C., e l'inizio di qualcosa di diverso. Bene, a Castelfranco abbiamo trovato delle evidenze che ci parlano di un villaggio, ancora la datazione non è propriamente ad annum, ma di un villaggio che grosso modo deve essere stato presente, deve aver vissuto tra la fine del IV e l'inizio del V secolo e il VII secolo d.C. Stiamo avviando tutta una campagna di studi e di analisi sui materiali ritrovati che ci consentiranno di avere qualche informazione in più da restituire al pubblico. Nonostante il breve rallentamento per consentire le dovute indagini storiche, il cronoprogramma per la consegna della nuova radioterapia allo IOV di Castelfranco Veneto manterrà la data del 2025 per la messa in opera di nuovo reparto. Entro il mese di luglio la struttura sarà completata, mentre nell'ultimo trimestre dell'anno sarà dotata di attrezzature tecnologiche innovative. Un investimento milionario. Con qualche ritardo, chiaramente, perché vivere in Italia e vivere in territori così ricchi di bellezze anche archeologiche ha il suo prezzo, chiaramente. La radioterapia giungerà a conclusione come struttura a fine luglio 2025. Entro la fine dell'anno saremo in grado di inserire tutte le attrezzature che abbiamo messo in campo per poi partire con le attività assistenziali. Una specie di lunghissimo ponte, no? Con un passato lontanissimo che poi si proietta nel futuro più tecnologico per quello che poi sorgerà lì. Certo, è un passaggio di interessi pubblici questo, culturali e sanitari, che si sono trovati ad interessi contrapposti da una parte e convergenti da un'altra, perché gli interessi di pubblico dominio, sia culturali che sanitari, credo, a mio modo di pensare, che interessino alle genti, e quindi ben venga anche questo tipo di lavoro che qualche volta, insomma, quando viene spiegato giustifica se alcuni lavori durano un po' di tempo in più.